Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni. Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci. Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto, buon pomeriggio. Dunque, seconda edizione della nostra linea diretta dopo quella di stamattina, adesso edizione giorno, con noi già collegato da Ronchi dei Legionari Luca Perrino, le ali delle notizie, parleremo di iniziative. Innanzitutto buon pomeriggio Luca. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a te Omar. Com'è il tempo da quelle parti? Ma adesso è nuvoloso, prima pioveva, ma anche Io qua. sono partito col diluvio stamattina, già alle 5 cominciava, mi ha svegliato un po' la pioggia stanotte. Ecco. Allora Luca, tra poco parleremo con te di iniziative Volentieri. importanti che state portando avanti per quanto riguarda questa associazione, però prima come sempre spazio alla cronaca, apriamo subito con il primo servizio, ci spostiamo alla Tisana, ne avevamo dato notizia questa mattina, un flash, un lancio di agenzia e adesso andiamo a capire di che cosa si tratta. 3 arresti, il tutto nel servizio. I finanzieri del Comando Provinciale di Udine hanno portato a termine un'indagine a contrasto del traffico di stupefacenti, nel corso della quale è stato possibile arrestare 3 responsabili e sequestrare 2 kg e 14 grammi di marijuana e 5,5 grammi di cocaina e 13.000 euro di denaro contante. A condurre l'indagine i militari della compagnia di Latisana, la cui attenzione si è all'inizio concentrata su 2 persone, un 45enne e 57enne del luogo, titolari di un locale pubblico. I 2, dimostrando un tenore di vita eccessivamente elevato rispetto ai redditi formalmente dichiarati, derivanti dall'attività commerciale, di qui gli approfondimenti che hanno portato a disvelare un passato per entrambi, segnato da alcuni precedenti di polizia legati allo spaccio. Hanno così preso avvio accertamenti mirati condotti dal sostituto procuratore della Repubblica di Udine, Giorgio Milillo. I pedinamenti hanno portato i frutti sperati.
perché è emerso che il 45enne e il 57enne, insieme a un terzo soggetto milanese di 41 anni, operavano nel territorio per l'acquisto di ingente quantitativo di marijuana e coca. L'intervento delle Fiamme Gialle, nell'esatto momento in cui stava avvenendo la cessione, ha consentito di sorprendere i tre e trarli contestualmente in arresto, sequestrando oltre 2 kg di marijuana e contante per 13.000 euro. Perquisizione eseguita poi nella residenza del 57enne ha condotto all'individuazione e sequestro di altri 5,5 grammi di coca. Dal successivo esame tossicologico della marijuana è emerso che la sostanza, opportunamente tagliata, avrebbe consentito di confezionare oltre 10.000 dosi, da cui sarebbero potuti derivare oltre 70.000 euro di guadagno. Dopo l'arresto, per i 2 latisanesi sono scattati domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. I 2 hanno scelto comunque il rito abbreviato e sono stati condannati dal Tribunale di Udine alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione, mentre il milanese di 41 anni risulta ancora indagato in attesa di definire la sua posizione. E dopo questo servizio parliamo di vaccini, per dire che sono iniziate oggi in Friuli Venezia Giulia le prenotazioni per la vaccinazione anti-Covid-19 per gli over 80. Secondo calendario le somministrazioni cominceranno lunedì prossimo. Alle 11, informa un tweet del vicepresidente della regione Riccardo Riccardi, sono già state raccolte 10.859 prenotazioni. Questa fase della campagna vaccinale, secondo una stima della regione, riguarda una platea potenziale di circa 108.000 persone. Le agende, aveva spiegato nei giorni scorsi Riccardi, rimarranno aperte per fissare la prima dose fino al 28 marzo e continuiamo di completare il lavoro per gli over 80 nella settimana fra il 18 e il 25 aprile prossimi. La prenotazione può essere effettuata agli sportelli del CUP, delle aziende sanitarie, nelle farmacie abilitate e tramite i call center regionali. Sono una trentina i siti deputati alle somministrazioni sul territorio regionale. A circa 15.000 persone per condizioni di salute verrà riconosciuto il servizio domiciliare di vaccinazione. E allora adesso cambiamo argomento e parliamo col nostro ospite Luca Perrino, perché le ali delle notizie non si fermano mai, le ali delle notizie lavorano a 365 giorni l'anno, 024, non solo festival del giornalismo, ma anche iniziative culturali legate direttamente e indirettamente al territorio. Assolutamente sì, buongiorno a tutti, come dicevamo prima. Ma noi, come dicevi, non ci fermiamo e non siamo solo il Festival del giornalismo, ma cerchiamo con le nostre forze di abbracciare anche altri settori. Uno di questi è il filone Arte e Territorio, che è un filone espositivo che si sviluppa nella nostra saletta espositiva qui in piazzetta Francesco Giuseppe Ronchi dei Legionari, un filone espositivo che è coordinato da Giulia Micheluzzi, che è la responsabile appunto del progetto Arte e Territorio, e che dopo un po' di mesi di stop, dovuti ovviamente alla pandemia, ritorna venerdì con l'inaugurazione di una mostra fotografica, grandi interpreti prima del concerto, le foto, le immagini bellissime di Arnaldo Grudner, che rimarranno esposte qui fino al 14 marzo. Questa iniziativa, vale la pena ricordarlo, è il frutto di una collaborazione che noi abbiamo instaurato con Zero Pixel, associazione di Trieste, che vedrà impegnato qui a Ronchi dei Legionari anche il Consorzio Culturale. Quindi nella giornata inaugurale, venerdì alle ore 18, con distanziamento, con ingressi contingentati, con tutti i crismi che adesso ci vogliono per fronteggiare il virus, apriremo 2 mostre a dire il vero, una qui nella nostra sede di piazzetta Francesco Giuseppe, l'altra nella villa Vicentini Miniussi, la villa comunale che è sede del Consorzio Culturale. Quindi 2 appuntamenti culturali in una stessa giornata, sempre dedicati alla fotografia grazie alla collaborazione con Zero Pixel, e che ci permetteranno di riprendere l'attività anche in questo settore. Noi non ne vedevamo l'ora. Abbiamo sfruttato la zona gialla, quindi le mostre sono accessibili dal lunedì al venerdì,
e quindi c'è questa occasione per uscire di casa, se il tempo ce lo consente, appunto ammirare queste immagini di Arnaldo Grundner che sono veramente molto belle. Chiaro, hai sottolineato una cosa importante, Luca, perché oltre a riprendere, no, grazie al fatto che sei tornato in zona gialla, tornare a riprendere, come si dice, le vecchie abitudini, no? Cioè portare il pubblico sul posto per far conoscere bene non solo l'iniziativa culturale che già di suo attrae, ma anche per far scoprire agli stessi cittadini che ci sono dei posti in Friuli Venezia Giulia dove si respira e si fa cultura tutto l'anno. Assolutamente sì, questo spero sia il nostro caso. Noi, tu lo sai benissimo, ce la stiamo mettendo tutta, proprio perché la nostra sede che tu hai visitato e visto è all'interno di un polo culturale importante, c'è l'auditorium, c'è la villa, ci sono percorsi culturali di vario genere e crediamo sia importantissimo, nel rispetto della normativa vigente, far vedere alle persone che c'è la possibilità di uscire di casa ed ammirare qualcosa di bello. Hai sottolineato tu il Friuli, quindi non solo ovviamente a Ronchi dei Legionari, ma in tutti gli altri posti dove si fa cultura. E come già abbiamo detto qualche settimana fa, quando ci siamo sentiti per parlare delle nostre iniziative, ancora una volta premia la rete. In questo caso con Zero Pixel e con il Consorzio Culturale, negli altri casi con altre associazioni che con noi condivideranno e condividono un percorso. Senti Luca, abbiamo detto più volte, no? Una goccia nel mare per cercare di allargarsi e far conoscere quello che è il Friuli Venezia Giulia in tutti i suoi aspetti culturali e non direttamente o indirettamente. Una goccia nel mare, sappiamo bene, con tanta fatica, perché nessuno vi regala niente e chiaramente, essendo un'associazione, dovete, come si dice, usare olio di gomito e lavorare il più possibile, no? Come si dice dalle mie parti, freolasci come dous, tanto per essere chiari, no? Poi non so, adesso in Bisaccaria non vorrei dire un termine sbagliato, che magari viene fuori qualcosa che non c'entra niente. Frugarsi, bravo. Frugarsi. Ecco, quello che dicevo, questo perché qualcuno dice che con la cultura non si mangia e la cultura non dà soldi, però è anche vero che se sai mettere insieme, no, il mix, il condimento giusto, il ritorno prima o dopo c'è. Chiaro che la pandemia purtroppo di gioco forza ha condizionato tutte le varie iniziative legate, si è lavorato quasi tutto in streaming, possiamo dire, però queste finestre nel corso dell'anno servono un po' a non perdere l'abitudine, no? Perché bisogna sempre bagnare la pianticella, perché altrimenti se no la radice perde la sua vitalità. Sono d'accordo. Beh, la pandemia, nonostante che noi lo scorso anno siamo riusciti a trovare una finestra per fare il festival a settembre, ci ha condizionato, non siamo riusciti a proporre punti di contatto, non siamo riusciti a proporre altre mostre ed altre iniziative editoriali di presentazioni che volevamo mettere in programma, ma abbiamo sfruttato subito questa occasione, come abbiamo intenzione di sfruttare tutte le altre. Okay. Sai, è secondo me una diceria con la cultura non si mangia. Secondo me se ci fosse maggior rete tra le realtà regionali, parliamo della nostra regione, se ci fosse maggior consapevolezza in tutti che la rete sviluppa occasioni importanti anche sotto il profilo economico, io credo che qualche passo in avanti potremmo farlo senza alcun problema. Noi siamo un piccolo festival, siamo un piccolo contenitore espositivo, ci sono eventi in regione che fanno numeri molto più grandi, ma anche attraverso questi appuntamenti il ritorno economico per il territorio c'è, perché quando tu vieni a Ronchi al festival e mangi a Ronchi al festival, dormi a Ronchi, così come vai a Udine per vicino lontano, a Pordenone per dedica, mangi, dormi e fruisci di qualche servizio in loco, questo è un ritorno economico per il territorio. Quindi che sia piccolo che sia grande, sempre di ritorno si chiama. Devo dire la verità, e questo devo essere sincero, che da parte dell'assessore regionale alla cultura Tiziana Gibelli questo aspetto non è stato sottovalutato.
questo ciclo Arte e Territorio è finanziato in parte anche dalla Regione, finanziato in parte dalla Banca di Credito Cooperativo di Turiaco, che devo citare, da Affinati Tabaccherie, ma credo che la consapevolezza delle associazioni deve essere anche quella che debbono, come hai detto tu prima, non mi ricordo più il termine, frugarsi farsi male ecco, nei gomiti, per far olio di sì, gomito. ecco, olio di gomito, per far sì che ci siano poi altri interessi economici che si avvicinino. Quindi una cosa che devo dire, non è che dobbiamo sempre solo aspettarci i contributi pubblici, che qualcuno ci mandi qualcosa per andare avanti, dobbiamo anche noi essere sinergici con certe realtà economiche e fare in modo che queste realtà economiche credano al fatto che con la cultura si può anche mangiare qualcosina, no? Quindi questa è la nostra consapevolezza, su quello stiamo lavorando pur con le nostre forze, insomma, che sono Chiaro. limitate. Però il risultato, come dici tu, una piccola goccia nell'oceano, piano piano le cose vengono fuori, insomma, ecco. Noi iniziamo venerdì con questa nuova fase espositiva e alla fine del mese poi prenderemo una decisione rispetto al festival. Chiaro. E noi cercheremo, Luca, nel nostro spazio, insomma, di documentare com'è andata. Vediamo se riusciamo a fare un blitz anche noi dei nostri, magari venerdì in loco, per una veloce diretta o un servizio. Comunque cercheremo, insomma, comunque, come sempre, lo spazio, come vedi, insomma, la finestra è sempre aperta. Assolutamente sì, di questo non possiamo che essere felici e soddisfatti ed orgogliosi, perché è quello che noi interessa. L'altra volta hai detto, quando ci eravamo sentiti ancora nel 2020, quando abbiamo fatto un po' il punto, no, sul festival, hai detto che ci sono importanti novità. So che state seminando bene, perché i giorni, tra l'altro, se non sbaglio, correggimi, si sono un po' allungati, no? Allora, se tutto andrà bene, noi, come dicevo prima, prenderemo una decisione a fine mese. I giorni da 5 diventano 10, perché 5 giorni di fine maggio noi proporremo un appuntamento del festival in 5 comuni differenti: San Canzian di Sonzo, San Pier di Sonzo, Fognanori di Puglia, Sagrado ed Aquileia. Quindi in quei 5 giorni lì noi andremo sul territorio, perché è importante anche questa collaborazione con i territori. Poi dal 1° al 5 giugno torneremo nella nostra location, dove proporremo un numero di appuntamenti molto, molto vasto, iniziando alle 17, finendo circa alle 23, quindi con un arco di orario anche importante, perché riusciamo in una giornata anche a proporre 5 incontri, quindi è una cosa che ci impegna, anche perché i nomi che abbiamo nella testa e che ci sono stati contattati sono nomi importanti. Avremo nuove novità editoriali, parleremo di vari argomenti e di argomenti di attualità, con dei nomi che speriamo possano essere graditi al pubblico che ci segue. Certo. Che ci segue. Poi, il famoso cartellone, ricordiamo il famoso cartellone. Il cartellone. E poi importante, quello che voglio anche dire è che torneremo con la 4ª edizione del premio dedicato a Daphne Caruana Galizia. Noi è un appuntamento al quale ci teniamo moltissimo, certo, e che è stato anche riconosciuto dalla stessa famiglia, quindi un appuntamento importante al quale noi ci teniamo molto, proprio per ricordare quanto importante sia la libertà di stampa e di espressione, e che ci deve tutti quanti vedere impegnati, insomma. Questo è chiaro. Bene, Luca, io ti ringrazio come sempre per la partecipazione. In bocca al lupo, come si dice in questi casi. Ci terremo come si dice, con i fanali, e non solo visionati, in un certo senso, no? Come ha detto, venerdì, se riesco, volentieri faccio un blitz. Venerdì ti aspettiamo con grande piacere. Poi insomma, come hai detto tu, ci sarà questa inaugurazione e vedremo, insomma, se riusciamo magari a fare anche un ponte per fare una veloce diretta direttamente, scusate il gioco di parole, direttamente sul posto. Grazie. Luca, e ti lascio al tuo lavoro, perché so che anche tu hai parecchia carne al fuoco. Anch'io. No? Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti, e grazie ancora a Friuli TV. Grazie a Luca Perrino, le ali delle notizie, che saluto. Rimanete voi con noi, perché adesso andiamo a Basovizza, quest'oggi
giorno del ricordo, si è tenuta la cerimonia alla foiba di Basovizza e da Trieste c'è appena arrivato il servizio. Presidente Federica, giorno del ricordo, in tono minore causa Covid, ma sempre importante per la nostra comunità. Io credo che in realtà in mezzo alla pandemia confermare ed essere presenti a questa importante ricorrenza forse addirittura aumenta la visibilità dell'evento e per me è fondamentale che abbia visibilità, perché sto vedendo purtroppo con l'avvicinarsi del 10 febbraio ogni anno che i rigurgiti negazionisti continuano ad esserci. Come istituzioni dobbiamo essere fermi a condannarli, fermi a ricordare la verità storica e i drammi che il confine orientale ha vissuto e i popoli di questa terra hanno vissuto. E quindi su questo Regione Friuli Venezia Giulia vuole fare la sua parte e vuole dire con chiarezza che non siamo disposti a retrocedere rispetto a una posizione chiara di verità, e devo ringraziare anche il Presidente Mattarella che proprio in questi giorni ha ricordato quanto colpevole è il negazionismo. E questo è fondamentale che il Capo dello Stato vada in questa direzione, perché per troppi anni i drammi di queste terre sono stati dimenticati. L'evento che ogni anno portiamo avanti, ma rappresentano anche una testimonianza che troppo spesso vuole essere negata. E lo dico perché giustamente spesso condanniamo affermazioni, ricerche, posizioni strumentali negazioniste. Concludo portando i ringraziamenti che voglio siano percepiti in modo più sentito, ovvero verso tutte quelle associazioni, verso tutti quei cittadini che anche nei periodi bui, nei quali chi parlava di foibe veniva deriso e umiliato, hanno portato avanti la battaglia di verità. Bene, con questo è tutto, vi ringraziamo come sempre per la visione e l'ascolto. 14 e 28 minuti di questo mercoledì 10 febbraio, è tutto per quanto riguarda l'informazione su infofriulitv.net. Vi diamo appuntamento più tardi nel corso del pomeriggio, chiaramente gli aggiornamenti attraverso le nostre pagine social e anche attraverso il nostro sito, mentre per quanto riguarda le dirette, poi la finestra informativa intorno alle 22-23 questa notte con il GR audio video giornale per quanto riguarda insomma il riepilogo di quello che è accaduto in Friuli Venezia Giulia. Resta sempre inteso che in caso di emergenza, se la cronaca, come si dice in questi casi, chiamerà, saremo pronti insomma ad aprire la nostra finestra informativa. Grazie per l'ascolto e buona giornata a tutti. Restate con noi perché il treno passa, il passaggio livello si abbassa e le notizie non si fermano. Mandi. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14.
16 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Anzano, la titolare e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni. Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di Via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci.